Ok, buongiorno a tutti. Tu che sei a casa, anche a te un buongiorno. Siamo qua a adorare il nostro Dio questa mattina. La terza domenica che non fa quello caldo fortissimo, no? Così c'è un po' di caldo, ma c'è un po' di aria e di questa parte un po' più di ombra anche, no? E quanto è prezioso. Penso Walter e Anna vi consiglio di venire da questa parte, perché c'è un po' di ombra qua. Ma siamo grati al nostro Dio perché siamo qua per adorare il nostro Dio. Questa settimana ho letto due versetti che mi ha colpito tantissimo. Io vorrei condividere con la Chiesa oggi. Deuteronomio 28, 47 e 48. Deuteronomio 28, 47 e 48. O quanto è importante sapere che siamo stati chiamati a adorare il nostro Dio, a offrire un culto e adorazione. E il Signore lascia una parola che tante volte noi abbiamo pensato, ma questo è per il popolo di Israele. Dio non cambia. Dio è lo stesso. La gente è la stessa, la gente anche non cambia. Perciò io devo sapere che quello che Dio ha lasciato nella parola di Dio è sempre aggiornata a noi, è per me. E quando ho letto questo testo ho pensato anche nella mia vita, nella nostra vita, e vorrei lasciarvi questo brano. Deuteronomio 28, 47 e 48. Per non avere servito il Signore, il tuo Dio, con gioia e di buon cuore in mezzo all'abbondanza di ogni cosa, servirai i tuoi nemici, che il Signore manderà contro di te, in mezzo alla fame, alla sete, alla nudità e alla mancanza di ogni cosa. Ed essi ti metteranno in un giogo di ferro sul collo, finché ti abbiano distrutto. Quando ho letto questo brano mi sono ricordato tante volte della nostra vita, perché quando abbiamo una crisi gridiamo al Signore, cerchiamo il Signore, ma quando la situazione si calma e stiamo bene, abbandoniamo il Signore. Tante le persone che hanno abbandonato il Signore dopo che hanno trovato un lavoro, una sistemazione, la vita sta bene, e il Signore lascia qua. Per non avere servito il Signore tuo Dio con gioia e buon cuore in mezzo all'abbondanza, non dimenticherai che il giorno di domani arriva. E dopo nós estaremos interessante i termini che o Senhor usa qua. Primo é servir ao Senhor e dopo servir ai nemici. O Senhor nell'abbondanza, i nemici nella fama e nella nudità e nell'oppressione. Perciò noi non possiamo mai dimenticare di tutto quello che noi abbiamo oggi. Eu penso che tutti noi qua, anche che tu sei a casa, stiamo vivendo l'abbondanza. Possiamo passare dei momenti difficili, ma stiamo bene. Io non posso perdere questo momento di adorare il nostro Signore. Io non posso restare in silenzio con la mia bocca e non adorare il nostro Signore. Perciò noi siamo qua oggi, questa mattina, non per un culto qualsiasi, un culto unico. In questa giornata, il 25 di luglio del 2021, è l'unico momento di adorare il Signore. Noi che viviamo nell'abbondanza, ringraziamo il Signore. E non speriamo che questa promessa, che tra poco staremo servindo i nostri nemici, nella fame, nella nudità, sotto la oppressione del nemico. O quanto è prezioso per noi sapere che c'è il Signore qua e a Lui che merita tutta la lode, tutta l'adorazione. Noi stiamo nell'abbondanza e perciò che noi adoriamo il nostro Signore. Amen? Preghiamo. Nostro Padre, grazie per questa mattina, grazie perché possiamo adorarti. Tu sei il Re dei Re, Signore dei Signori, e solo a Te, oh Padre, vogliamo consacrare la nostra vita, consacrare il nostro essere solo a Te. Ti ringraziamo, Padre, o quanto bello e prezioso vivere questa mattina con i nostri, Ti adorando, con un cuore grato, con la gratitudine. Já abbiamo vissuto dei momenti molto difficili, ma già siamo qua oggi bene. E perciò la gratitudine si dimostra, Padre, in essere qui, in adorarti, in consacrare la nostra vita a Te. Questo culto, Padre, è la nostra offerta a Te. Benedici il nostro parlare, cantare, suonare,
agire, lavorare, servire, tutto quello che faremo, vogliamo lo Spirito Santo ci guidando, Padre. E è questo Spirito che apre il nostro cuore e rivela le tue cose a tutti noi. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Possiamo stare in piedi? Possiamo cantare? Questo primo cantico è un cantico di intensa gioia e possiamo lodare il nostro Dio che è il Re dei Re, Signore dei Signori. Adoriamo e cantiamo. Tu sei Re dei Re, Signor dei Signori, Re dei Re, Signor dei Signori, Re dei Re, Signor dei Signori Gesù. Aleluia, tu nome, Senhor. Loda tu, Senhor, e celebra il suo nome. Signor dei Signori, Re dei Re, Signor dei Signori, Re dei Re, Signor dei Signori Gesù. Tu sei Re dei Re, Signor dei Signori, Re dei Re, Signor dei Signori, Re dei Re, Signor dei Signori Gesù. Gesù, buon pastor, Gesù, vero amor, Gesù. Insieme! Esaltato sei su tutto. Sei Re dei Re, Signor dei Signori, Re dei Re, Signor dei Signori, Re dei Re, Signor dei Signori Gesù. Tu sei Re Sei Re dei Re, Signor dei Signori, Re dei Re, Signor dei Signori, Re dei Re, Signor dei Signori Gesù. e le donne? Gesù, mio Signor, Gesù, Salvador, Gesù, il tuo nome è sopra tutti i nomi. Gli uomini? Gesù, buon pastore. Alleluia. Gesù, vero amor, Gesù. Insieme! Esaltato sei su tutto. Tu sei Re dei Re, Signor dei Signori, Re dei Re, Signor dei Signori, Re dei Re, Signor dei Signori Gesù. Tu sei Re dei Re, Signor dei Signori, Re dei Re, Signor dei Signori, Re dei Re, Signor dei Signori Gesù. Un giorno il ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà il suo dominio sopra ogni nazione e se mi adorati
questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portando i pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. La confusione, chi ci ha reso suoi figli e figlie, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re, che guida il mondo con la giustizia e col splendore e come il sole, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portando i pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Dio è l'agnello di Dio, Dio è colui che ha vinto la morte. Dio è l'agnello di Dio, Dio è colui che ha vinto la morte. Dio è l'agnello di Dio, Dio è colui che ha vinto la morte. Dio è l'agnello di Dio, 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 questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portando i pesi miei. Oh, alleluia. Hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte. Degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte. Degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte. Degno è l'agnello di Dio, degno. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portando i pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Alleluia, tuo nome, Signore. In Salmo 33, il versicolo 4 c'è scritto: poiché la parola del Signore è retta e l'opera sua è fatta con fedeltà. Poi nel 9 c'è scritto: poiché egli parlò e la cosa fu, egli comandò e la cosa apparve. Poi l'11 c'è: la volontà del Signore sussiste per sempre e il suo disegno e i disegni del suo cuore durano di età in età. Dio, beata è la nazione in cui Dio è il Signore e beato il popolo che Lui ha scelto per la sua eredità. Amen.
certezza son di Gesù. Oh, già la gloria del cielo qua giù. Aleluia teu nome. Nato di nuovo, redento son, Dio mi ha acquistato col suo perdono. Ecco la storia della mia fede, tutta la gloria a Cristo mio Re. Ecco la storia della mia fede, tutta la gloria. Tutta la gloria. Tutta la gloria, tutta la gloria a Cristo mio Re. Maestà, a Lui la maestà, a Gesù sia lode, onore e gloria, dignità e grande autorità. Adago a noi, sudditi suoi, cantiamo a Lui, perché Gesù vive, il domani affronto, paura no. Aleluia. Io non avrò, perché io so che suo è il futuro e ve lo vive solo perché vive Gesù. Brasiliano. Senhor meu Deus, Quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Canto em cor e na sua terra, Senhor, grande sei tu, grande sei tu. Canto em cor e innalzo a te, Signor. Grande sei tu, grande sei tu. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas
Grande sei tu, Signore, nessuno è pari a te. Grande il tuo amore, chi ci separerà del tuo amore? Ni tribolazione, ni l'angoscia, ni la fame, ni la morte. Anzi, in tutte queste cose, per mezzo di Gesù, siamo più che vincitori. Ti ringraziamo, Signore. Questa mattina siamo venuti a dare lode a te. Lodiamo a te per la tua bellezza, per la tua grandezza, per la tua potenza, per la tua bontà che dura in eterno, per la tua giustizia. La tua Chiesa ti adora. Oh Signore, questa mattina è stata la ragione per cui siamo venuti a questo luogo a dare gloria e onore solo a te, perché tu sei glorioso Re dei Re. Alleluia.
Lodiamo il tuo nome, Signore. Lodiamo il tuo nome, Signore, perché la tua presenza, Signore, invade, Signore, questo luogo. E noi sentiamo la tua presenza questa mattina, Signore. Benedici, Signore, la vita del pastore. E che questa parola, Signore, entri nel nostro cuore e possa dare frutti, Signore, questa mattina. In nome di Gesù. Amen. Potete sedere. Così noi siamo qua na chiesa pubblica e è registrato questo culto così importante avere la mascherina a posto. Bello, grazie, lodiamo il nostro Dio, preghiamo. Quanto è prezioso aprire la nostra bocca e cantare la fedeltà del nostro Dio, grande Dio. Nostro Padre, grazie. Adorarti, offrirti un culto. Grazie, oh Padre, perché la tua Chiesa è viva. Grazie. Quando passiamo, Padre, per le difficoltà, e queste sono promesse tue, è bello vedere la tua Chiesa e il tuo popolo, Padre, che si unisce in un solo spirito per fortificare la tua gente. Grazie, oh Padre, perché stiamo celebrando un culto a te e a vedere quello che tu fai. Grazie e misericordia. Questo culto, Padre, è una consacrazione a te. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém? Próxima domenica, la Chiesa sarà celebrando una festa, che sono i nostri battesimi. O culto inizierà alle ore 10, ok? Faremo o culto qua alle ore 10, verso alle 11:20, 11:30. Partiamo verso il Piave, vicino a Vidor, e passeremo tutta la giornata lì a celebrare il nostro Dio e godere con la gioia dei nostri fratelli e sorelle che saranno battezzati. E quanto è prezioso vedere questo. Noi dobbiamo fare un battesimo prima di agosto e l'altro giorno sarà a fine agosto, inizio settembre, un secondo battesimo. Glória ao nostro Dio per questa esperienza e tanta gioia per noi. Stiamo camminando su Mentori. Andiamo su Giosafat. Chi si ricorda chi è questo Giosafat? Un apostolo di Gesù? No, era un dei re di Giuda, ok? Giuda. Ma oggi leggiamo, prima di parlare della storia di Giosafat, andiamo a Matteo 10:16. Perché Giosafat era una caratteristica che tante volte noi credenti abbiamo. Lui era una persona molto ingenua. Come Samuele mi ha detto ieri, pastor, sempliciotto. Lui era un sempliciotto, una persona ingenua, una persona che si era trascinata tante volte dagli inganni. Ma lui è il nostro mentore questa mattina, in questa giornata, perché dobbiamo percepire nella sua vita delle caratteristiche che io devo camminare, ma le caratteristiche sue che io devo dire no, in questo modo no. E questo re qua, in portoghese c'è una parola bobão, ok? Molto ingenuo, e è questo re che noi staremo camminando questa mattina. Matteo 10:16, ecco, io vi mando come pecora in mezzo alle pecore, no, in mezzo ai lupi. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque sempliciotti, siate dunque prudenti, come i serpenti, ma semplici come le colombe. E è quello che noi vogliamo vivere oggi. Ossia, o leggere la storia dei re di Israele, i re di Giuda, sono delle esperienze bellissime perché lì è una ricchezza per noi degli atteggiamenti belli, ma anche degli atteggiamenti non tanto belli. E se noi stiamo camminando in questo periodo di avere mentori, di camminare con le persone che possono darci dei consigli, di darci degli esempi, la ricchezza nel libro dei re, o nei libri dei re, o nei libri di cronache è tantissimo per noi. Perché possiamo percepire quanto questi re hanno fatto delle cose stupende, ma hanno fatto delle cose sbagliate, delle cose tristi. E oggi facciamo una camminata, questa giornata qua oggi, con una passeggiata con Giosafat. E vedere questo re di Giuda
Giosafat, come era lui, e lui oggi starà camminando con noi in questa mattina. Perciò la prima caratteristica qua troviamo già in Seconda Cronache 17, 1-6. Seconda Cronaca 17, 1-6. Giosafat, filho de Asa, regnou ao suo posto e se fortificou contra Israele. Colocò dei presidi di tutte le città fortificate di Giuda, pose delle guarnigioni nel paese di Giuda e nelle città di Efraim, che Asa, suo padre, aveva conquistate. E o Signore foi com Giosafat, perché ele caminhou. Ricordate di Noè, settimana scorsa? Noè caminhou com o Senhor. E qua Giosafat caminhou nelle vie che Davide, suo padre, aveva seguite dal princípio. E non cercò i Baali, ma il Dio di suo padre si comportò secondo i suoi comandamenti, senza imitare quelli che faceva Israele. Perciò il Signore assicurò il potere del regno nelle mani di Giosafat. Tutto Giuda gli portava doni, ed egli ebbe ricchezza e gloria in abbondanza. Il suo coraggio crebbe seguendo le vie del Signore e fece anche sparire da Giuda gli alti luoghi e gli idoli di Astarte. Avere Giosafat come mentore é vedere questo stile di vita e vedere o modo come lui camminava. Quando eu estava preparando com essa mensagem, a minha preocupação qual era? Que nós, como cristianos, pensamos, é a história de Giosafat. E pensamos que a nossa história seja diversa. Ou pensamos, não, com essa história não assorbisco. Cara, a palavra do Senhor é completa e nós dobbiamo assorbire le parole do Senhor e l'esperienza di questi personaggi. Perciò che Dio ci lascia registrato. E perciò qual è la prima bella caratteristica di Giosafat che noi troviamo qua in questa storia? Qual è la prima bella esperienza di Giosafat? Lui camminò nelle vie del suo padre o del suo antenato che si chiamava Davide. E é interessante, eu não vi conosco tanto, mas eu ce l'ho una persona che eu conosco benissimo, che è Astrid, che aveva una mamma, che aveva un timore di Dio. O quanto é importante per noi seguire i passi dei nostri che camminavano con il Signore. Sicuramente tu hai avuto una mamma, un papà, dei nonni, può darsi anche dei pastori, di amici, que hanno avuto una vita meravigliosa nella presença do Senhor. Ou seja, Giosafat te ensina que lui estava caminhando nella stessa via que Davide estava caminhando, perciò io devo imparare che i miei genitori e i miei ci hanno lasciato una esperienza di vita che io devo camminare. Tante volte, soprattutto i ragazzi, ma anche la gente di oggi pensa, ma la mia mamma, i miei genitori, i miei nonni vivevano nell'altra generazione, nell'altro periodo. Non cambia niente nella vita di integrità, non cambia niente nella vita di camminare con il Signore. L'unica cosa che è cambiata nella storia è la tecnologia. Le altre cose continuano le stesse. Etica, responsabilità, obbedienza, timore al Signore, amare il Signore, avere questa consacrazione al Signore. È la stessa, è uguale. Tu ti ricordi dei tuoi? Chi era per te il grande esempio? Chi era per te il grande esempio? E questa persona che è il tuo grande esempio, tu devi camminare nelle vie di questa persona. Tu cominci a immaginare, adesso sicuramente tanti di questi che erano per te un grande esempio già sono morti. Loro non stanno vedendo qua. Ma se fosse possibile di loro vedere la tua vita oggi, loro potevano fare un grande sorriso o potevano dire, non era questo che io desideravo del mio figlio, della mia figlia, del mio nipote, del mio nipotino? Quale sarebbe per te la manifestazione di questa persona guardando la tua vita oggi? Perciò Dio ci ha lasciato sicuramente dei grandi mentori nella nostra vita, delle persone che ci hanno insegnato la via e loro volevano che noi potessimo camminare come loro. E Giosafat ha preso questa storia. Io starò camminando nella via di una persona che fa parte della mia storia, che era Davide.
Sicuramente tu ce l'hai una persona che per te è un grande idolo, ma tu devi camminare nelle stesse vie. Se loro vedessero a te oggi, era un sorriso o no? Eu devo avere orgulho di una persona del passato. Ma non basta avere l'orgoglio di una persona del passato. Eu devo camminare nelle stesse vie. Quanti dei nostri familiari estavam caminhando com o Senhor e hoje nós não estamos caminhando com o Senhor? Oppure, quanti dei nostri familiari caminhavam com o Senhor e hoje nós estamos caminhando com o Senhor perché c'era una mamma, c'era un papà, c'era di un pastore, c'era di un amico che per me è stato un grande esempio, c'era un zio, una zia, c'era qualcuno. Ossia, io devo seguire la stessa strada di Giosafat in questo modo perché lui si è ricordato di Davide e noi dobbiamo ricordarsi dei nostri eroi spirituali nella nostra vita e vivere come loro. Non cambia niente. Le persone cambiano intorno a noi, ma lo stile, il carattere, l'integrità è la stessa. Perciò che Giosafat prosperò. E è interessante, quando leggiamo questo inizio di questo capitolo, dice che Giosafat camminava nelle vie di Davide e ha prosperato. E prosperava. Quando sto camminando nelle vie di queste persone che mi hanno lasciato la parola di Dio come storia, anch'io prospererò. Avere Giosafat come mentore, ricordare dei valori che qualcuno mi ha lasciato. Avere Giosafat come esempio è ricordare e lasciare un onore a questa persona che non c'è più. Come tu stai camminando oggi nella vita? E è interessante che lui ha avuto coraggio di fare sparire anche degli idoli in mezzo a una generazione che non era fedele al Signore. Noi dobbiamo prendere una posizione e ricordarsi dei nostri. Atteggiamento di coraggio e andare contro il mondo, ma manifestare quello che il Signore mi ha insegnato e avere dei mentori nella nostra storia. Secondo problema, seconda storia di Giosafat, adesso è un mentore, ma nel punto negativo. Come abbiamo parlato all'inizio, lui era troppo ingenuo. C'era il re di Giuda al sud, c'era un re di Israele al nord. E adesso in seconda cronica 18:3, Acabe, re di Israele, disse a Giosafat, re di Giuda: vuoi venire con me a Ramot di Galaad? Giosafat gli rispose: conta su di me, come su te stesso, sulla mia gente come sulla tua, e verremo con te alla guerra. Questo uomo era ingenuo. Può darsi che lui aveva dei grandi sogni di nuovo unire il popolo di Israele in un solo popolo. E adesso ha avuto quella opportunità e pensava: Acabe, il re di Israele, mi ha fatto un invito. Adesso possiamo unire questo popolo e camminare insieme novamente. Ma era troppa ingenuità. Quando noi finiamo un seminário, un corso di teologia, e cominciamo a lavorare nella chiesa, con il primo giorno já abbiamo quella ideologia, quel pensiero che tutto andrà bene, che sarà così, così, ma non è. Noi dobbiamo essere prudenti. E questo tante volte manca ai cristiani, la prudenza. Perché noi siamo delle pecore in mezzo ai lupi. E noi dobbiamo stare attenti perché i lupi che cosa vogliono fare con le pecore? Mangiare, distruggere. E tante volte nella nostra ingenuità pensiamo: ma può darsi che questo lupo si converta e possa diventare una pecora. Non succederà questo. O popolo di Israele era diviso. E quel popolo di Israele não estava caminhando nelle vie do Senhor. E quando nós cominciamo a fare um patto com le persone che non stanno camminando nelle vie do Senhor, nós estamos rischiando a nossa vida. Dio ci chiama a essere prudenti. E tante volte nós não usamos questa prudenza nella nostra camminata o nelle nostre responsabilità. Tante volte nós facciamo dei patti con le persone, ma sono dei lupi che si travestono di pecore e dopo viene la nostra morte. La nostra ingenuità tante volte ci fa agire con fiducia nelle persone, oppure la nostra ingenuità ti fa pensare che noi siamo la risposta per qualcosa che solo Dio può fare. E noi tante volte crediamo nelle persone
e é um grande esbalho. C'è un testo che dice: maledetto l'uomo che confida. Non usate questo testo in questo momento, perché questo testo è: maledetto l'uomo che confida in se stesso e usa sul braccio per usare come forza. È maledetto l'uomo che ha la fiducia in se stesso e non nel Signore. Ma qua, aquilo que nós estamos imparando é que nós dobbiamo essere prudenti quando nós cominciamo a fortificare la nostra amicizia e i nostri rapporti con le persone. Nós dobbiamo stare attenti e vedere come le persone stanno camminando com o Signore. Perché non è perché appartiene a una chiesa, non è perché c'è un carico, una responsabilità, che io devo avere fiducia in questa persona. Noi dobbiamo percepire il male e che cosa fare? Allontanarsi. Allontanarsi, altrimenti sarò io a morire. Sarò io a morire. Vediamo perché questo. Perciò questo re come mentore per me si diventa un mentore perché io non posso avere troppa fiducia nelle persone, io non posso avere troppa fiducia nelle parole delle persone, anche che hanno un posto importante, perché Acabe era un re. Tante volte le persone vogliono creare il suo proprio regno e vogliono usare la nostra vita. Le persone vogliono creare il suo proprio potere e vogliono usare la nostra vita. Tanta gente segue la strada delle persone che non stanno camminando com o Signore. C'è una cosa che eu sempre condivido com o pastore Sandro: eu não lo so se questa terra eu scoprirò, ma ci sono delle persone che fanno patto di anima con le persone. Io non lo so che cosa è questo patto di anima, ma sono le persone che fanno un patto con gli altri e tu non riesci a portare questa persona a uscire di questo inganno, di questa trappola, perché protegge l'ingano. É um patto dove existe uma protezione verso l'altro. Já em Brasília eu viveva com essa experiência, anche qua in Italia eu vivo delle persone che si cominciano a unir-se per un compito e noi percepiamo che esiste un patto di distruzione, di malignità per distruggere le altre persone e tu non riesci a interferire perché esiste una autoprotezione di inganno. Può darsi un giorno un psicologo possa dire: pastore, patto di anima, c'è questa base. O nosso patto é com o Senhor. Eu devo caminhar com le persone che hanno timore do Signore e dimostrano tramite frutti. Giosafá ha fatto un patto com Acabe, che era il re di Israele, e nonostante di un consiglio di un profeta, loro sono andati a fare una guerra. Interessante que Giosafá aveva timore di Dio, Acabe no. E é interessante que quando Giosafá aveva timore di Dio, stava facendo questo patto con Acabe, e Acabe ha detto a lui: adesso ci sono tanti profeti qua, 400 profeti, ma erano falsi profeti che stavano dicendo qualcosa, e dopo o vero profeta ha detto l'altra cosa, e Giosafá ha detto: Acabe, non dica così il re. Ossia, lui non aveva la forza in quel momento di dire: non è in questo modo, Acabe, non possiamo combattere questa guerra. Lui ha fatto un patto con una persona che non era integra, e quando noi facciamo un patto con una persona che non è integra, questa persona vuole uccidere a noi. Pensate che una parola forte è biblica. Acabe voleva uccidere Giosafat. Quando una persona non è integra e fa un patto con noi, vuole distruggere la nostra vita. Tu já hai perso la gioia di servire al Signore? Tu já hai perso la gioia di camminare nella opera del Signore? Tu já hai abbandonato le tue responsabilità nella opera del Signore? E tu ti ricordi che c'era un patto prima con qualcuno? E quella persona continua a camminare nella sua vita normale, ma tu sei morto spiritualmente oggi? Quante persone che oggi stanno camminando bene e gli altri sono morti perché quelli morti erano troppo ingenui e hanno fatto un patto con quello che voleva distruggere. Seconda Crônica 18, 29 e 30. E o re di Israele, Acabe, disse a Giosafat: io mi travestirò per andare in battaglia, ma tu mettiti i tuoi abiti regali. E o re di Israele si travestì e andarono in battaglia. Il re di Siria, che è quello che loro dovevano combattere, aveva dato questo ordine ai capitani dei suoi carri: non combattete contro nessuno, piccolo o grande, ma soltanto contro o re di Israele. Il re di Israele si travestì, ma Giosafat doveva essere vestito di re.
Acabe, che aveva fatto questo patto con Giosafat, ha detto: tu vai come un re. Io ti darò questa bellezza, questa opportunità di essere vestito come un re. E questo sempliciotto qua, Giosafat, aveva creduto: ok, mi ha dato un'opportunità bellissima, io sarò vestito come un re. Ma c'era un inganno, una trappola che era per fare morire Giosafat. O consiglio che vi do oggi: attenti com le persone che tu stai facendo un patto. Attenti com le persone che tu stai proteggendo. Attenti com le persone com que tu stai camminando. Perché se non è integra, viene la tua morte. Se non è integra com o Signore, tu sarai morto tra poco. E era quello che stava succedendo com Giosafat. Troppa ingenuità. Eu já caduto in questa trappola. Eu já sono andato in questa trappola. Per proteggere una persona che stava usando la mia vita. E nós dobbiamo stare attenti. Quante persone intorno a noi che facciamo dei patti, ma loro vogliono soltanto usarti. Ma alla fine della nostra vita sarà la morte. Troppa ingenuità. Noi saremo come esca, usata dagli altri per adempire i desideri degli altri, ma dopo saremo noi i morti. Giosafat, come o mio mentore, farà vedere che io devo avere prudenza prima di camminare con una persona. E anche dentro della Chiesa. Quante persone já ti hanno inganato? Quante persone? C'è un testo in Romani 16:18 che dice così. Romani 16:18. Costoro, infatti, non servono il Signore il nostro Signore Gesù Cristo, ma il proprio ventre. E con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici. Che cosa fece Acabe com Giosafat? Não estavam servindo o Senhor Acabe, mas estava servindo a se stesso. E com dolce lusingueiro parlare, estava seducendo Giosafat. Eu sempre dico, le persone che vengono con le parole troppo dolci, io ho imparato a essere più prudente. Quando cominciano a dire, pastore, che tu sei un bravo pastore, perché tu come pastore, perché tu come marito, tu come questo. Oh, che cosa c'è in dietro? Che cosa è questa? È una esca di inganno. Giosafat mi insegna questo. E se io cado in questa trappola, sarà la mia morte. Perciò, io avendo Giosafat come mio mentore, eu devo sapere a dire la preziosa parola con 2 lettere. No. No. Nonostante la sua ingenuità e cadere in questa trappola, il Signore ha portato salvezza a Giosafat, nella misericordia e nella grazia. Noi non possiamo morire per una persona. Noi non possiamo morire perché una persona possa avere il suo scopo maligno e distruggere la nostra vita. Attenti. Nonostante la sua ingenuità, il Signore lo ha protetto. Seconda Cronica 18, 31-32. Quando i capitani dei carri scorsero Giosafat, dissero: quello è il re di Israele, e si dissero contro di lui per attaccarlo. Ma Giosafat mandò un grido, e il Signore lo soccorse, e Dio li attirò lontano da lui. Quando i capitani dei carri si accorsero che ele non era il re di Israele, cessarono di assalirlo. Quante volte siamo caduti in una trappola, ma vem o Senhor e te protege. Ma lui ha gridato, Signore, nella sua ingenuità. O Signore conosce o cuore e te protegge. Ma perché io devo rischiare tanto la nostra vita? Noi perdiamo tanto, sofriamo tanto, per avere dopo una seconda opportunità. Sì, c'è. Così, carissimi, attenti con la vostra vita, che non sia un inganno dell'altro che possa distruggere la tua vita. Avere Giosafat come mentore è sapere scappare dalle persone che ci stanno portando alla morte, usando la nostra vita come un privilegio, per una vendetta o per un altro scopo, per l'inganno. Persone che non seguono il Signore non può essere la base della mia vita, altrimenti è la morte. Io non posso fare un patto con una persona che non dimostra frutti spirituali. La mia vita è una sola.
io devo essere responsabile per questo. Giosafat diventa mio mentore, perché io starò attento ai patti che io farò con le persone. Si sta camminando con il Signore? Wow! Se è una persona chiara, trasparente e sincera? Wow! Ma non mi venga con le parole dolci. C'è un pericolo. Terzo punto di Giosafat, che è interessante. Seconda Cronica 19, 1-3. Giosafat, re di Giuda, tornò sano e salvo a casa sua, a Gerusalemme. Il veggente Jehú, figlio di Canani, andò a incontro di Giosafat e gli disse: dovevi tu andare aiuto a un empio e amare quelli che odiano il Signore? Che belle parole, no? Dovevi tu dare aiuto a un empio e amare quelli che odiano il Signore? Per questo fatto hai attirato su di te l'ira del Signore. Tuttavia si sono trovate in te delle buone cose, poiché ha fatto sparire dal paese gli idoli di Astarte e hai applicato il tuo cuore alla ricerca del Signore. Come che io posso fare un patto con una persona che odia il Signore? Come che eu posso fare un patto com uma pessoa empia? Como que eu posso fare um patto com uma pessoa que não ama a Chiesa? Eu não posso fare. Uma pessoa que não ama a Chiesa ama o diavolo, porque a Chiesa é de Dio. Eu não posso fare um patto com uma pessoa que vuole distruggere. Sarà una trappola, sarà la mia morte. E questo profeta, questo Jehú arriva a Giosafat e parla di questo. Ma lui riconosce questo. E questo è prezioso di Giosafat. Lui seguiva Davide, perché Davide era un cuore secondo il cuore di Dio. E lui non stava mettendo la colpa in Acabe, la responsabilità era sua. Una delle cose più belle nella vita non è giustificare i miei sbagli. Il colpevole di questa storia sono stato io. Interessante che prima di riprendere una vita e tornare alla normalità e proseguire, io devo riconoscere i miei sbagli e confessare i miei sbagli e inserire davanti alle persone i miei sbagli. E è interessante che Giosafat, avendo Giosafat come mio mentore, lui aveva anche un mentore che era Jehú. Lui ascolta questo e riconosce. Noi dobbiamo avere delle persone intorno a noi che possono metterci nella strada del Signore. Io devo ascoltare. Quanta umiltà per accettare e riconoscere un sbaglio. Ma questo mi fa crescere e essere più simile al sogno di Dio. Non giustificare, non rifiutare la reprensione. Io devo accettare. Tante volte viene la correzione e io non accetto. È per il mio bene. Interessante que quando Giosafat estava preparando novamente para um combatimento, lui in Seconda Cronica 19:7 dice così: agite com prudenza, ha parlato al popolo. Ossia, questo re che non è stato prudente, adesso che cosa dice subito al suo popolo? Subito dico, dopo di questa storia, agite com prudenza, perché lui riconosce che aveva sbagliato. Lui aveva imparato, era imprudente, e adesso consiglia gli altri di avere prudenza. Avere Giosafat come mentore. Io riconosco dove ho sbagliato e adesso io consiglio gli altri dove è stato il mio sbaglio. Seconda Cronica, venne l'altro processo bellissimo di Giosafat, perché adesso lui stava entrando in una guerra che era molto più critica. E lui ha la fiducia nel Signore e lui riconosce le proprie debolezze. Seconda Cronica 20. 12, 17 e 18. Seconda Cronica 12, 20 e 12. Dio nostro non vorrai giudicarli, poiché noi siamo senza forza. Di fronte a questa grande moltitudine che avanza contro di noi e non sappiamo che fare. Ma gli occhi nostri sono su di te. Avere Giosafat come un mentore, riconoscere quanto piccoli e deboli io sono, ma quanto grande
è il Signore. E i miei occhi sono sul verso di te. Versetto 17. Questa battaglia non sarete voi a combatterla. Presentatevi, tenetevi fermi e vedrete la liberazione che il Signore vi darà. Ó Giuda, ó Gerusalemme, non temete, non vi sgomentate. Domani uscite contro di loro e il Signore sarà con voi. Allora Giosafat chinò la faccia a terra e tutto Giuda e gli abitanti di Gerusalemme e si prostrarono davanti al Signore e lo adorarono. Questo uomo che passa per quella sconfitta, per quella storia, si ravvede, si diventa prudente, vede che la storia adesso diventa più critica perché lo stesso Signore permette questo, ma che cosa il Signore stava insegnando a Giosafat? La fiducia non è in te, Giosafat, ma è in me, il Signore. La mia fiducia dov'è? Sul Signore. Abbiamo delle situazioni che sembra impossibili oggi? Sì. Ma dove devo andare i miei occhi? Su questa situazione o sul Signore? Questa battaglia non sarete voi a combatterli. Presentatevi, tenetevi fermi, andate a combattere, ma sarò io, Signore, che farò di voi, porterò di voi questa vittoria. E qua Giosafat mi insegna l'altro principio importante. Si chinò la faccia a terra, ma anche tutti gli abitanti di Giuda e Gerusalemme si prostrarono davanti al Signore e lo adorarono. L'adorazione produce vittoria. L'adorazione produce una manifestazione di Dio. Quando noi stiamo iniziando un culto, di solito noi cantiamo perché noi vogliamo adorare il Signore e sarà il Signore che ci darà la vittoria. Avere Giosafat come mentore è sapere che l'impossibile che abbiamo davanti a noi, l'adorazione trasformerà in vittoria. Io mi inginocchio e la mia faccia è per terra. È il Signore che combatte per me. Tante volte siamo stati noi stessi a creare una situazione difficile, ma il Signore, per grazia e misericordia, vedendo la sincerità del mio cuore, trasformerà questo. Seconda Cronica 20:27, tutti gli uomini di Giuda e Gerusalemme, con a capo Giosafat, partirono con quale modo? Gioia, per tornare a Gerusalemme, perché il Signore li aveva colmati di gioia, liberandoli dai loro nemici. Piace tantissimo leggere il versetto 27, no? Ma io devo sapere che c'è qualcosa prima. Io posso arrivare al versetto 27, ma c'è una storia di consacrazione prima. Che la tua vita, la nostra vita, sia con la faccia in terra, in adorazione al Signore per arrivare a questa vittoria. Avere Giosafat come mentore, riconoscere i nostri sbagli, confessare i nostri sbagli, umiliarsi e adorare il Signore, in che modo che Lui possa portarci alla vittoria. Quando eu leggo la storia di questo uomo, tante volte io vedo tanti impulsi suoi, e questi impulsi ci portano alla sconfitta. Noi non possiamo essere mossi dai nostri impulsi, dalle nostre emozioni, ma di una conoscenza del Signore, da una consacrazione al Signore, da un faccia a terra con il Signore, per il Signore, da un'adorazione al Signore. Noi non possiamo essere mossi dai nostri desideri e impulsi umani. Perciò che questa storia di prudenza mi insegna che eu devo essere attento. Prudente come il serpente. Semplice nella semplicità della vita come le colombe. Ma la mia prudenza è che mi porterà a fare dei patti con le persone che amano il Signore e camminare con queste persone. E se queste persone non amano il Signore, io non camminerò con loro. Se queste persone non amano la Chiesa del Signore, io non camminerò con loro. Se queste persone sono morte per Cristo Gesù, io non camminerò con loro. Io non posso fare un patto per morire. Io devo fare un patto per adorare il Signore. Non dimenticare che la persona che doveva morire non era Acabe, era Giosafat. È stata la misericordia del Signore che ha sviato quella freccia e ha ucciso l'altro uomo. Perciò che possiamo stare attenti e prudenti e nella semplicità che il Signore ci insegna. Non sempliciotti, ma nella semplicità delle colombe,
adorare il Signore. Preghiamo. Tu ti senti un po' di Giosafat? Aveva un cuore sincero, perciò che il Signore lo ha protetto. Voleva tanto unire due nazioni, Israele e Giuda, che era la stessa. Voleva tanto vedere un sogno, un progetto. Era un uomo che aveva timore di Dio. Ma mancava prudenza. Si fidava troppo. E gli inganni degli uomini astuti stavano portando alla morte di Giosafat. Nosso Padre, è una storia che tu ci hai lasciato. È una storia semplice di un uomo semplice. La bellezza di questo uomo era una consacrazione a te. Si fidava degli altri quando non doveva fare dei patti con gli empi, con le persone che non amano il Signore. Ma lui riconosce e dopo parla di prudenza. Lui riconosce e dopo il Signore lo mette alla prova con una sfida ancora più grande. Ma i loro occhi erano verso il Signore. La loro faccia era per terra. Il loro cuore era adorazione. Io ti ringrazio, Dio, perché quante volte abbiamo sbagliato di camminare con le persone che non ti amano. È quasi arrivata la nostra morte. Ma tu ci hai protetto. E tu ci hai dato delle vittorie, 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 vittorie. E conquiste, e le conquiste, e delle conquiste. Io ti ringrazio, Padre, perché il tuo amore verso ciascuno di noi. E se siamo ancora qui, oh Padre, è perché tu vuoi che noi possiamo continuare con gli occhi verso di te, a combattere, a adorarti. Sia con la tua Chiesa, Padre. È la tua. Sei stato tu a creare. Sei stato tu, oh Padre, a essere il Signore, sovrano. Grazie. Sei con la tua Chiesa, Padre. Sei con ciascuno di noi a fare dei patti con le persone che ti amano e portare delle grandi vittorie. Grandi vittorie. Solo a te. Perché sei tu che libererà questo popolo. Sei tu. Grazie perché possiamo vedere dei frutti. E grazie perché sei tu, il grande Signore. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Bello personaggio. Ho lasciato sull'informativo questa settimana di leggere la storia di Giosafat. Sono 4 capitoli. Una bellissima storia di un personaggio che tanti di noi ancora non conosceva delle cose che lui ci ha lasciato, ma che sirva di lezione per noi, per noi. Non è per una conoscenza storica, è per un stile di vita. Amen, Chiesa? Com prudenza, cantiamo? Com prudenza e sincerità di cuore possiamo offrire le decime e le offerte. È la nostra responsabilità e è un privilegio per noi fare questo al Signore. La loro faccia era per terra, perché consacrava il Signore, adorava il Signore e la vittoria è venuta. E possiamo fare questo momento di consacrazione al Signore delle offerte e delle decime con la gioia nel cuore. Cantiamo? Quale cantico? Lino, cantiamo questo
lieta certezza sono Gesù e questo mix di inni staremo adorando, cantando e offrendo ao nosso Senhor. Possiamo stare in piedi? E adoriamo e offriamo.
Ok, gli avvisi, gli studi biblici c'è ancora questa settimana, dopo faremo una pausa. Incontro di preghiera continuo, ok? Domani partiamo. Ok, grazie. E domenica, ricordando, avremo dei battesimi. Culto sarà alle ore 10 qua, mattina. Finiamo il culto e andiamo tutti insieme a Piave, lo stesso posto dell'anno scorso. Voi conoscete questa chiesa, voi sapete dei battesimi di questa chiesa, da 15 anni sempre c'è la pioggia proprio no giorno del battesimo, ok? Ma sempre nel momento si calma, ok? Ma speriamo avere una bellissima giornata, già il posto già è prenotato per noi, saremo lì. L'unico inconveniente è che se andiamo con la macchina, il parcheggio per tutta la giornata costa 4 euro alla macchina, ok? Ci sono dei bagni, tutto lì, servizi, ok? E così possiamo stare insieme come chiesa, come popolo, e possiamo stare insieme lì. Porteremo qualche sedia, potete portare le sedie e il mangiare, pranzo a sacco, e faremo una grande festa in questo giorno che staremo celebrando dei battesimi. Amen? Ok, gli altri avvisi. Nell'informatino, rallegrati, saranno qua 5-6 chiese, no? Il 18 di settembre, ok? E anche nell'altro weekend faremo un campeggio veloce con i giovani e gli adolescenti, ok? Sarà il 24, 25, 26 di settembre, ok? E noi staremo a Tramonte di Sopra, e staremo la capienza massima 30 persone, è pieno di regole, ma per gli adolescenti e i giovani possiamo fare questo, così. Qualcuno ha detto? Okay. Glória a Dio, sì, gloria a Dio, ok? Così faremo campeggio un weekend veloce, ma è importante stare insieme. Ok. Buona settimana a tutti, Dio vi benedica. Aspetto, sì, aspetto. Volevo dire che stiamo organizzando, è aperto? Sì. Perché non mi sento. Esatto. Stiamo organizzando un corso di ginnastica a fare una volta alla settimana, dalle 6 meno un quarto alle 7 meno un quarto. L'insegnante l'abbiamo trovata bravissima e si prende molto molto poco. Perciò avete la possibilità, perché sapete che in un corpo sano abbiamo anche una mente sana, perciò ci serve anche per un futuro. A me principalmente. Allora, vi saprò dire meglio cosa serve, lei ha dato tutto. Noi abbiamo fatto già circa un preventivo di cosa può essere il costo. Per raggiungere 80 euro all'anno, tenete presente all'anno scolastico, almeno dobbiamo essere 15, 16, 17. Se non raggiungiamo quei numeri, dobbiamo aumentare un po' la quota. Io spero, siccome serve un po' a tutti, io spero che la raggiungiamo facilmente. Ci ho fatto vedere perché la faremo qua, previa accavallamento delle sedie. Ha detto sì, qua ce ne stanno anche una cinquantina. Comunque dopo vi verrà dato l'avviso, messo l'avviso nel bollettino, e per maggior chiarimenti potete rivolgervi a me, che vi saprò dire anche cosa serve, ok? Grazie. Ottimo. Bravo. E sono le altre corse dell'associazione che da settembre poi riparte, no? Tante le altre cose, attività, pittura soprattutto, ma le altre attività musicali. Bello. Dio vi benedica. Buona settimana.